Buongiorno a tutti cari amici, siamo qui con il nostro amico Tejedor, che è un grandissimo giocatore Blitz che tra l'altro ha un elo modesto, no? 2876 punti elo, no? Tutti arrivano a quest'elo qua, no? E allora vediamo se riusciamo a sfidare dei 2800 o dei 2900. Giochiamo. Abbiamo detto che avremmo giocato una partita a 5 minuti, proviamo a vedere se qualcuno l'accetta. Andiamo? Vediamo se qualcuno accetta la partita. Possono accettarla giocatori da 2610 a 3160 punti elo. Potremmo giocare contro Carsen o contro Nakamura. Per ora nessuno sta accettando la sfida. Magari proviamo a lanciare una sfida, magari, visto che nessuno la sta accettando, anche a 3 minuti, magari. 3 minuti. Vediamo. Ah, hanno accettato subito. 2800 indiano. Andiamo. E4, quella buona. E5, cavallo F3. Cavallo C6, la Ruy Lopez o spagnola. Alfiere A4, evitando il cambio. Arrocco corto. D6. Questa è la variante Steinitz ritardata. Cosa fai? Torre 1, difendendo il pedone. Se vuoi puoi fare le frecce, las flechas. Sì. Ok, per fare D4, C3 per prendere il centro. Va bene, ora tocca a te. D4, abbiamo già un maggiore controllo del centro, no? E adesso? È ancora teoria? È teoria? È possibile, no? Ma la sai o no? No, Non la sai, ok. D5, conquistando spazio. A questo punto un dilemma, cambiare o non cambiare. Rifiuta il cambio degli alfieri, io li avrei cambiati. C4, prendendo spazio. Ora il nero dove vorrà attaccare? Il nero nell'ala di re o nell'ala di donna? Nell'ala di re. Nell'ala di re. E noi nell'ala di donna? O anche noi nell'ala di re? Zona izquierda. Nella parte sinistra della scacchiera che proveremo a espanderci. Ora tocca a noi. Flanco di donna. Nell'ala di donna. Ci sta massacrando per il tempo. Abbiamo 1 minuto e 58 contro 2 minuti e 44. V6. V6 non è brutta. È bruttina. Ok, mi piacciono queste frecce, molto aggressivo. Nell'ala di donna, grandissimo. Abriendo alguna colonna. Per aprire qualche colonna. Va bene. Como y el caballo en el aire. Ah, se lui gioca F5 per... Ok, H6 ha giocato. B4, continuando le... Su A per B prendi con il pedone. Cavallo F4. Cosa fai adesso? Io avrei giocato alfiere per F4 D5. Interessante. Interessante. Però anche questo mi sembra interessante. Ora Re G2. Remove. Ti ha lasciato il cavallo, ma se prendi il cavallo ti fa lo scacco di scoperta. Cavallo H4. Come valuti la posizione? Stai meglio te o lui? Questa espressione non è molto tranquilla. Sembra C5 continuando imperterrito nell'altra ala. Andiamo. Che dolore, che dolore. Peligroso la entrada aquí en séptima. È molto pericolosa. Molto peligroso. F3. Dove andrà il re? Ah. Clavata. Se prendiamo in F3 ci inchioda. Prendi in F3 comunque o no? F4, torre 3, caballo. Cavallo G5. Siamo fritti. Finta mal. Definita. E quindi? Per esclusione cosa farai? Vamos a hacer una variante. La prendi lo stesso? Wow. Una variante pazza, dice il nostro amico. Sacrificando la donna. E se ti prende in C2? Perché se ti avesse preso la... Però interessante. E non si sa per chi, se per noi o per lui. Però interessante. Ok, a questo punto deve prendere in B1 o deve prendere in D8? In B1. Sì. Cavallo E6.
attaccando F8, C7. Forse andiamo a promozione con il pedone D. Sì. Anche l'alfiere in presa, no? Y bastante arriesgado comer en F3. Molto... wow. Perché hai preferito il pedone rispetto alla qualità? Per avere il pedone passato. Because pione pasado. Perché abbiamo il pedone passato. Ah, abbiamo la torre in meno. Non un pezzo, la torre in meno. Torre de menos, sì. Ci sono chance di vincere? Buscando aquí columna. Cercando controgioco sulle colonne. Hay un poco il tema. Sta provando, sono 30 secondi contro 50. Vediamo se riusciamo, mobilizzando tutti i pedoni. Cavallo per 5. Caballo por 5, sì. Chiude la partita. D6. Interessante. F3. E5 attaccando. Attenzione, perché Tejedor riesce sempre a complicare le partite. Ora questi due pedoni... Esta molesta. Questa mossa dà fastidio. 19 secondi. Riusciamo a salvarci o no? D7. Donna per 2, re per 2. Cavallo D5. Cavallo B4. Interessante. Attaccando, cercando di deviare il difensore. Magari ce la facciamo. 13 secondi contro 18. C6. Vediamo. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. No! Abbiamo perso per tempo. Bueno. Abbiamo perso per tempo e lui aveva 0,004 secondi. No fue bien. Vuoi analizzare la partita o preferisci giocarne un'altra? Otra. Facciamo subito un'altra per... Non vuole vedere la partita, facciamone subito un'altra per rifarci. El Nuova calentamiento trend. era esta. Questa era di riscaldamento. Ok, 2700 contro un 2660 inglese. Ok, E6, la francese, la Tarrasch. Ok, cavallo di 7, finora tutta teoria. Cavallo C6, C per D4, è teoria. Eso parece. Crede che sia teoria ma non lo sa perché la specialità di Tejedor non è F4. F4, dubbia. Hay algún temilla de caballo por y dama H4. Ah. Si comía con este. Se avesse giocato F per E5, vuole giocare cavallo per D4, cavallo Sì. per D4, donna H4. Sì. Ok. Ha giocato di per E5. Para que no enroque. Anche cavallo C5 poteva Interesante essere. Sì. también. E a Rocco. A3. Donna V6. Entrando aquí. Per andare in F2. Interessante, no? Sí. Stiamo minacciando scacco. Poi magari l'alfiere torna in F3. Cavallo C3. Vamos a Alfiere 3 lo stesso. enroque. La 4. Dama en peligro. Donna in pericolo lì. Cosa facciamo allora? A5 para. E A6 non era tipico? Più tipico. También. Sí. Io preferivo A6 forse. Sí.
Seguramente. Più posizionale, no? Ma Sì. la posizione A5 critica. per evitar B4. Ah, per evitare V4. Per Uf. H7. Ah, Non l'avevi vista. Hai Abbiamo despistato. perso? Mi hai No. despistato. È ancora complessa, no? Sì. Anche se forse non promette bene. Cavallo E2 strana. E adesso devi trovare un asso nella manica qua. Cavallo E7. Intendo entrare aquí. Hai pensato a cavallo per E5, sacrificio? Poteva essere, no? Interesante. Donna E3. Ok. Interessante. Sta giocando bene. E com'era B6 per giocare al fiera 6? Interesante. Anche interessante, ok. Torre. Vale. Quindi cambiare damas. Vorrei cambiare le donne. No, Tanto che è difficile, no? Torre V6 attaccando V2. La posizione è alquanto difficile per ora. Ok, torre C6. Puoi attivare poi il cavallo, un cavallo C5. Abbiamo recuperato il pedone, ora è interessante. Ha mejorado la cosa. Ora la posizione, di nuovo un bell'aspetto. 1 minuto e 17 contro 1 minuto e 36. Dai che devi vincere questa partita. Avanzando il 5. Veloce, minacce 5, attacco a raggi X. Sei di nuovo uscito vivo dall'apertura, quindi fiere di 7, continuando lo sviluppo. Andiamo a vedere tutta la potenza tattica di Tejedor. Vediamo come continuerà lui. Qua chi sta meglio? Noi forse, no? No, no, pare. Ligera blanca. Sta sempre meglio lui, però vinciamo noi. Cosa facciamo ora? Torre C8, provando a impossessarsi della colonna. Torre 3. Bueno. Io pensavo cavallo per D4, cavallo per D4 e cavallo C6. Ah. E su cavallo per E6, alfiere per E6, per E6, cavallo D4. Interessante. Veloce. Spera. Ok. 36 secondi. Devi fare i miracoli. No plan. Non hai nessun piano. Prova a portarla a casa per il tempo. Ok. Vamos a activarnos un poco. D4. Ho poco tempo. Uy. Se fastidia el tema. 7. Vediamo. Sta giocando bene. Riusciremo a salvarci? No. Oggi è andata male. Oggi è andata male. Riproveremo un altro giorno, dai. Oggi eravamo fuori forma. Riproviamo un altro giorno con altre partite. Oggi è andata male. Abbiamo perso la prima di pochissimo, che era secondo me c'erano ottime chance nella prima con quel sacrificio di donna. Adesso sei stato un pochino lento, un po' perturbato sempre dalla prima partita, ma io penso che dopo questo riscaldamento nelle prossime partite schiaccerai tutti quelli che si metteranno sul nostro cammino. Ci vediamo presto con un altro video. Alla prossima!